Desidero porgere il mio più cordiale saluto agli illustri protagonisti di questo incontro, cioè agli accademici architetti Umberto Riva, Alvaro Siza, Francesco Venezia, a coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa e a tutti i convenuti in questo straordinario spazio. Di Pietro da Cortona, che qualifica con la sua eccezionalità storica l'evento. Desidero rivolgere un pensiero particolare ad Alvaro Siza, di cui l'Accademia di San Luca, come è noto, ha l'onore di ospitare ora negli ambienti espositivi di Palazzo Carpegna due importanti mostre. L'una dedicata alla sua presenza in Italia dal 1976 al 2016, connessa al progetto Il Grand Tour, a cura di Roberto Cremascoli e Francesco Moschini, e l'altra intitolata La misura dell'Occidente, Alvaro Siza, Giovanni Chiaramonte. Concentrata sul dialogo tra 60 disegni di viaggio di Siza e 40 fotografie di Chiaramonte, a cura di Roberto Cremascoli e Laura Geronazzo. Articolata è la vicenda operativo-culturale di Siza, grande costruttore ed interprete dell'architettura contemporanea, egregiamente documentata dai suoi interventi e commentata da una bibliografia critica molto attenta ed avveduta. Mi piace soltanto sottolineare l'intreccio proficuo ed intenso di lavori, progetti, laboratori di idee e di acquisizioni pratiche da lui elaborati in Italia nel corso di 40 anni ed il ruolo illuminante di una certa cultura architettonica italiana nella sua formazione, oltre al contributo fornito dalla critica italiana per la conoscenza internazionale della sua attività. È con soddisfazione che sottolineo questa incidenza primaria della cultura architettonica italiana, che congiuntamente a contributi forniti dall'opera di architetti di altre nazioni ha costituito per Siza il fondamento per elaborare una sua visione e per esprimere una sua originale concezione di modernità, strutturata su un'esigenza di autentico ed equilibrato spirito di rinnovamento nel confronto dialettico con una nobile tradizione. Un lavoro, quello di Siza, lento, riflessivo, silenzioso, sostenuto dalla necessità di un continuo apprendimento e di un approfondimento conoscitivo, alimentato dall'esigenza di coniugare armoniosamente struttura e funzione, forma, materia e fare nell'acquisizione critica della storia orientata verso una nuova idea di bellezza, una nuova concezione di umanesimo nel rispetto di un costruire libero ma rispettoso dell'efficienza strutturale dell'edificio e nella proposizione di una moderna dimensione classica. Ancora desidero sottolineare la qualità del suo disegno, la sensibilità del suo segno, il piacere che partecipa
l'esplorazione della mano sul foglio, alla ricerca genuina e sapiente di un'altra bellezza, un inesauribile tracciare per acuire la vista, la mente e l'animo, per scoprire altre dimensioni ed istituire rapporti organizzati su una calibrata misura, sintesi di trasformazione e continuità nella pratica architettonica. Ho ritenuto doveroso partecipare a SISA, almeno alcune ragioni della mia ammirazione per il suo lavoro, così come ora sono particolarmente curioso di ascoltare il racconto personale del proprio lavoro da parte di 3 significativi protagonisti dell'architettura contemporanea: Umberto Riva, Alvaro Siza e Francesco Venezia. Questo incontro riveste infatti per me un valore culturale aggiuntivo, in quanto è ascrivibile alla serie di confronti e di dialoghi fra accademici di San Luca, da me auspicati sia perché forniscono una ulteriore, preziosa e variegata testimonianza sui nostri difficili tempi, sia perché possono favorire la conoscenza dei componenti dell'Accademia ad un pubblico più ampio. Grazie e buon lavoro.